Si continua a lavorare febbrilmente sulla montagna veneta devastata dal maltempo. Il sole è tornato a far capolino e le temperature miti di queste ore sicuramente aiutano, ma bisogna fare presto. L'inverno è alle porte ed è necessario che tutta una serie di interventi vengano eseguiti prima dell'arrivo della neve e del ghiaccio. L'imperativo è quindi quello di non spegnere i riflettori sulla montagna. Questo è il grande rischio di un po' di tutte le tragedie, no? Chiodo scaccia chiodo, quindi dobbiamo evitare che questo accada. Ma io so come fare a tenere alta l'attenzione, anche perché qui i boschi ce li abbiamo tutti a terra, i cittadini stanno sparando fango e detriti e i danni ci sono visibili, non ce li dobbiamo inventare. I danni ai privati, come alla cosa pubblica, sono davvero ingenti, 1 miliardo di euro la prima stima, ma c'è poi il danno ambientale provocato dalla strage di alberi con la necessità di rimuovere l'enorme quantità di legname dai boschi rasi al suolo dalla furia del vento. Io direi che è fondamentale intervenire nelle proprietà private, nel patrimonio pubblico da subito e ovviamente mettere giù un piano d'azione, quello che stiamo facendo in queste ore, per aggredire tutto il problema dei boschi. Abbiamo 100.000 ettari di boschi a terra. Poi c'è tutta la parte burocratica. L'Anci Veneto, l'associazione dei comuni assieme a Lupi, quella delle province, si è attivata per fornire il supporto necessario agli enti al fine di assicurare l'azione amministrativa. Venerdì prossimo presso il centro congressi di Longarone è in programma un vertice con tutti i comuni dell'area colpita.